Tragedia in montagna a Po Fabbro di Frisanco. Un escursionista di 65 anni, residente nel Pordenonese, ha perso la vita dopo essere scivolato per circa 150 metri in un canalone. L'uomo stava percorrendo con i ramponi insieme a un amico il sentiero 973 che collega Casera Valine a Casera Salinchiet, a circa 1300 metri di altitudine. La zona, esposta a nord, era ancora coperta da abbondante neve che probabilmente ha reso il terreno scivoloso e contribuito all'incidente. A dare l'allarme è stato proprio il compagno di escursione che ha subito chiamato il 112. Sul posto è intervenuto tempestivamente l'elisoccorso regionale con il supporto di 2 tecnici della stazione di Maniago del soccorso alpino, trasportati in quota con l'elicottero. Le operazioni di soccorso si sono concentrate in un tratto particolarmente impervio e purtroppo, una volta raggiunto l'escursionista, i soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che stanno raccogliendo elementi utili per chiarire le cause della tragedia. Le indagini sono ancora in corso.